Genesi capitolo 43. Beniamino, che frate in dall'Egitto. Che la carestia continuava a pesare in coppa a tutto il paese, quando loro consumavano tutte le rane che avevano portato in dall'Egitto. O padre ricetta a loro. Tornate una volta là e gli ha accattato un rane per tutto quanto noi. E Giuda le ricette. L'uomo che ha parlato con noi assai tosto per chiarire a noi, non va presentato innanzi a me se non potete insieme con voi che lo frate vostro più piccolo. Se tu lasci partire con noi, o frate nostro, noi potremo partire per là basso e poi accattare un grano. Se tu invece non ci lasci partire insieme con noi non potremo là, perché chi l'uomo già rite chiaro e tunno, non va presentato più innanzi all'occhio miei se non potrete insieme con voi, o frate vostro. Perché mi avete fatto questo male, ricette Danna, Israele? Perché avete detto a chi che teneva ancora nato frate? Chi le già mi ha dato più una volta notizie rispondendo a loro, un gol a noi, un gol a tutta la parentela nostra, che hanno mandato pure, campa ancora un padre vostro. Tenete coccato frate e noi abbiamo risposto a tutte quelle che ci aveva domandato. Chi mai poteva pensare che avesse detto a noi e portato a casa chi lo frate vostro? E giù ricetta a Israele, o padre suo. Lascia venire guaglione insieme con me, che noi porteremo subito, perché è tutta la vita è morta, per noi, per i figli nostri, per me stessi. A diventerai conto solo a me, se non te dovesse partire più. Sarà già castigata per la vita sua. Se noi non avessimo perduto già tanto tempo, mo potremmo già staccare, tornando là per la seconda volta. Israele, padre, loro rispondette: sia così, mettitevi in cammino, mettete in te bauli vostri i frutti più scivili e saporiti del paese, e portatelo con briale nostro innanzi a chi lo Signore. Pigliate pure un po' che basso, un po' che mela, resino, laudane, e pistacchi e l'ammendola. Mettete in te forze vostre pure il renare che avete trovato in coppa ai sacchi vostri, il renare che vi serve per accattare un rana, perché può essere che anche sarà stato uno sbaglio. Pigliate voi pure il frate vostro, partite e tornate un'altra volta innanzi a chi lo Signore. Potesse il Signore con Dio Onnipotente fare futura pietà innanzi a lui, che chi lo Signore, e consegnasse in mano vostra chi lato frate vostro, Beniamino. Perché la che importa a me, vorrei una volta che non tengo più i figli miei, non ne posso avere mai più. Tutti chi si pigliano, chi si riale, pigliano renare, ruppiate, pure Beniamino, e partettene, scendettero in dall'Egitto e sta presentando innanzi a Giuseppe. Quando Giuseppe vedette che pure Beniamino stava insieme con loro, ricette subito a chi che stava insieme con essi. Portami tutti questi uomini in casa mia, fa scanare tutte quelle bestie che ci vanno apparecchie a tavola, perché voglio che tutti questi uomini mangiassero oggi insieme con me a mezzogiorno. O capo di serva a casa sua facette come Giuseppe aveva comandato, e facette trasì tutti quelli in casa di Giuseppe. Ma allora Tanna si pigliano assai a paura, perché venivano portati in casa di Giuseppe, l'uno con l'altro, con un rosso schiando in cuore, e si mettette a ridere l'uno con l'altro. Per via che l'uranare che è stato trovato un'altra volta in del sacco nostro, chi se ne sta portando in casa sua per si fottare in cuore a noi, per ci far diventare così, schiavo suoi, con tutte le ciucce nostre. Tanna si accostava che lo capo di serva a casa di Giuseppe e si mettette a parlare insieme con questo, innanzi alla trasuda che la casa e la ricettano. Signore mio, noi siamo venuti qua già una volta per accattare un rana. Quando siamo partiti da qua e siamo arrivati in un pizzo per passare la nottata, abbiamo raputo i sacchi nostri. In coppa sacco ognuno di noi abbiamo trovato un denaro. Era proprio che il denaro nostro, perché teneva lo stesso pisimo. Noi l'abbiamo portato a rete e abbiamo portato pure ad un denaro per accattare un mangiare. Noi non sappiamo chi è stato in già messo il denaro nostro una volta in del sacco nostro. Ma chi lo rassicurai dicendo: state in pace, non vi abbiate paura. O Dio vostro, o Dio del Padre vostro, ma mi sono tesoro in del sacco vostro. O denaro vostro è arrivato in mano mia, e poi portai là pure o fratello loro Simeone in mezzo a loro. Chi l'uomo facette risulta che la gente in casa di Giuseppe, retta a loro l'acqua per lavare i piedi e retta a mangiare pure a tutti i ciucci loro. Loro a preparare il riale, che avevano portato interamente, aspettavano a Giuseppe, che arrivava a mezzogiorno, perché avevano pure saputo che un mangiare stava proprio di là, insieme con loro. Quando Giuseppe trasette, rintacca la casa, loro si appresentare il riale, che avevano portato insieme con loro e si buttavano con la faccia in terra innanzi a essi. Chi si dimandai a loro come stavano e ricette: sta buono padre vostro che voi avete parlato? Campa ancora? E loro rispondettero dicendo: o servo tuo, o padre nostro, sta buono e campa ancora. E si denucchiano un'altra volta innanzi a essi, buttandosi con la faccia in terra. Isse poi, alzando gli occhi suoi, guardai Beniamino, frate suo, o figlio della mamma sua, ricette. E chisse che lo frate fosse più piccerello, che a voi avevo parlato.
diedere niente razzie, figlio mio, a gnugnetta subito dopo. Giuseppe accetta danne presse, fuori perché si stava mettendo a chiagnere, innanzi a chi lo frate suo, e se voleva sfugare mettendosi a chiagnere. Trasette in da camera sua, e là schiuppai a chiagnere forte. Poi se la vai a faccia, ascetta e facendosi coraggio, dicette, servito o pranzo. O pranzo fu servuto, una parte per essa e una parte per loro, e una parte in gestiva tutte le imitate egiziane, perché gli egiziani non potevano mangiare insieme con l'ebrea, per loro sarebbe stato un peccato assai rosso. E facette via posto innanzi a essa, cominciando a chilo prima, zina a chilo più piccirillo, e facette mettere a vicino secondo, la età ognuno è loro. E loro si guardavano in faccia l'uno con l'altro, pure per chi stu fatto. Issa facette portare pietanza alla tavola sua, a pietanza invece Beniamina era 5 volte più rossa e tutte chillate frate, e facette mangiare, vivere, insieme con essa. Zina a quando non erano diventate tutto quanto all'era, povine, che sapevano vippete.